Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vi parlo di un argomento per noi nuovo inteso che è la prima volta che ne parlo nelle mie pillole, ed è la tecnica della sigillazione. Non entro nel merito della sigillazione di alta magia cerimoniale, dei sigilli salomonici, dei sigilli planetari. Parlo invece di una tecnica molto più semplice, alla portata di tutti, che non richiede cerimonie particolari né un potere psichico intenso. Ed è una pratica appunto che può anche risultare divertente, senza per questo non dare invece comunque degli ottimi risultati. In questo caso spero che abbiate una vena artistica e un po' di talento, non eccessivo, non dovete diventarmi dei Michelangelo, basterà che appunto i vostri disegni riescano a rappresentare quello che desiderate ottenere. Questa tecnica sfiora la programmazione del subconscio, cioè è simile, agisce nella stessa maniera, ma in forma visiva. Non c'è infatti uno stimolo uditivo e una ripetizione uditiva, ma l'acquisizione dell'informazione viene fatta attraverso la vista. Penso di aver fatto sufficienti premesse girandoci un po' intorno, vi arrivo al dunque. Noi siamo continuamente condizionati, questo è una cosa che abbiamo ormai appurato e assodato e di cui abbiamo parlato a sufficienza. Ogni stimolo che noi riceviamo va a scriversi nel nostro contenitore universale che è il nostro subconscio. Da qui, ripeto, da qui tutto viene oggettivato e manifestato. Dunque non fa differenza che noi udiamo, che noi vediamo, che noi immaginiamo, che noi ascoltiamo, che insomma non fa differenza il tramite attraverso cui immagazziniamo, può essere anche un'esperienza tattile, tutto viene immagazzinato. Perciò anche le immagini fanno un grande lavoro di programmazione. Questo è il motivo per cui a maggior ragione dobbiamo fare attenzione a mezzi di comunicazione che sfruttano sia il canale uditivo che il canale visivo, come ad esempio il televisore, come ad esempio la stampa. Tutti questi mezzi infatti lavorano su più fronti e hanno appunto, grazie a questa sinergia, la possibilità di entrare molto più a fondo all'interno di noi e lasciare dunque tracce più importanti. Ora, come possiamo sfruttare a nostro vantaggio questa potenzialità del cervello? Perché lasciarla fare a qualcun altro invece di essere noi stessi a condurre un po' le fila, non dico in toto, perché è un grandissimo lavoro che non basterà a disegnare 4 cosine, ma sicuramente ci potremmo aiutare appunto facendo direttamente noi quello che ci fanno a nostra insaputa. Dunque esistono 2 tecniche di cui vi parlo oggi, sono tecniche simpatiche, tra l'altro fate un po' di esercizio e vi aiuterà comunque ad ottenere degli scopi. Sappiate che sfrutta sempre la programmazione del subconscio. Allora, veniamo alla prima tecnica. La prima tecnica è una tecnica che è basata su un intento che è stabilito con una frase. Mettiamo ad esempio che vogliamo imparare alla perfezione la lingua inglese. Allora, dobbiamo trovare appunto una frase che sia indicativa del nostro intento, che sia formulata al positivo, che sia praticamente comunque condensata, breve, che non sia un poema. Per esempio, appunto, per la lingua inglese potremmo dire parlo e scrivo
fluentemente la lingua inglese. Allora, questa sarà la nostra frase. Parlo e scrivo fluentemente la lingua inglese. Cominciamo a rimuovere le vocali e dunque tracceremo una riga sopra tutte le vocali in modo da eliminarle. Resteranno dunque una serie di codici fiscali, le consonanti. A questo punto facciamo anche un altro lavoro. Circondiamo le consonanti, solo quelle che si manifestano per la prima volta, le doppie, cioè quelle che si ripropongono, le eliminiamo. Per esempio, parlo, per l, sicuro le prendo. E scrivo, allora s, c, perché ancora non le abbiamo incontrate. La r c'era già in parlo, la eliminiamo, perciò per, l, s, c. V, scrivo f di fluentemente, l la prendiamo ancora, no, la l l'abbiamo già in parlo, attenzione, dunque poi la n la prendiamo, la t la prendiamo, la m la prendiamo. C'è di nuovo una n, una t, le eliminiamo, la l l'abbiamo già trovata, la n, a questo punto la g, la n ce l'abbiamo già, eccetera, abbiamo anche già la s. Allora, verrà una cosa di questo tipo qua, vedete? A questo punto trascriviamo sotto, perché sia più chiaro, le consonanti che abbiamo circondato. Allora, p, r, l, s, c, v, f, n, t, m e g. Ecco, le ho riportate sotto, d'accordo? E mentre noi elaboriamo questo, e mentre noi abbiamo l'attenzione focalizzata su questi passaggi, già stiamo acquisendo questa frase, questo intento dentro di noi. A questo punto viene la parte grafica. Intanto un sigillo che si rispetti è racchiuso in un cerchio, perciò noi dovremmo non è necessariamente detto che il nostro sigillo debba essere racchiuso in un cerchio, però per restare a livello esteticamente, insomma, a livello tradizionale, possiamo appunto disegnare un cerchio. Allora, è un cerchio che ho fatto a mano libera, non sono Giotto, ma va bene, ce lo facciamo andare bene. È chiaro che visto soltanto trasmettendo questa tecnica, poi voi farete tutte le cose per benino, prenderete un bel compasso oppure qualche cosa di tondo e gli farete il cerchio intorno, lo lavorerete per bene, anche perché lo scopo è quello di appenderlo da qualche parte, di averlo comunque alla vista. A questo punto sceglieremo un qualcosa di bello e disporremo le lettere che abbiamo estrapolato facendo un ghirigoro che sia artistico, cioè qualcosa che sia carino da vedere, che magari abbia un che di esoterico, di mistico, che non si capisca, no? Che non sia così scontato da vedere, che soltanto noi che lo abbiamo fatto ci possiamo appunto identificare con il messaggio, cioè possiamo interpretare e decodificare il messaggio racchiuso nel nostro bel sigillo. È chiaro che io sto andando un po' a mano libera, poi voi farete tutti i vostri perfezionamenti. Tanto per rendere un po' l'idea. Manca solo più la S
e la infiliamo qui. Ok, le ho fatte tutte. Ok, allora io mi sono inventata questa cosa qui. Ok? È una cosa carina, ma questo è in codice, questo qua, che è in codice a sua volta il nostro intento. Mentre noi disegniamo, oltre a concentrarci sulle varie lettere, ci concentriamo su questo intento che abbiamo. Una volta che lo avremmo fatto tutto carino, magari in brutta copia, potremmo ricopiarlo poi in bella copia e farne un piccolo quadrettino da appendere in un luogo dove noi passeremo frequentemente, così da assorbire questo messaggio. Ma veniamo alla seconda tecnica. È sempre di tipo artistico, perciò potrete sfruttare la capacità che avete di disegnare e di fare fumetti. Dovete sapere che ogni volta che noi inventiamo una storia, in realtà andiamo a prendere in uno spazio delle varianti una possibilità, un qualcosa che potrebbe succedere, un potenziale. Il fatto di imprimerlo su carta, di creare dei personaggi, di dargli un volto, di dargli un nome, di fargli pronunciare delle parole, di vestirli in un certo modo, di fargli fare certe esperienze, creerà in voi i presupposti per vivere quelle cose. Dunque concentratevi su un qualcosa che volete vivere, una situazione che vorreste vedere realizzarsi nella vostra vita e disegnatela. Inventatevi dei personaggi che però siano dei vostri testimoni, cioè che siano dei vostri avatar, diciamo così, cioè che vi rappresentino. Perciò darete a questi personaggi tutte le qualità caratteriali, fisiche o le bravure, le cose che voi vorreste appunto ottenere o a cui ambite e fategli fare delle esperienze che sono quelle che voi desiderate vivere. Più dettagli metterete, più sarà chiaro la vostra piccola storia e più riscontrerete come sia appunto realizzato il tutto. Anche in questo caso potete fare un quadretto del vostro lavoro, perciò impegnatevi al meglio delle vostre possibilità. È chiaro che questo apre una riflessione. Se è così potente questa cosa, allora ci dobbiamo guardare anche dalla possibilità che, avendo in casa delle immagini, queste possano comunque condizionarci. Pensateci. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui, esercitatevi, divertitevi e buon lavoro. Arrivederci, a presto, un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda.